Siete alla ricerca di nuove idee per la vostra settimana bianca? Oggi una penna in valigia vi porta sulle Dolomiti per una vacanza sulla neve ricca di avventure e panorami mozzafiato. E non mancheranno le escursioni in notturna. Siete pronti? E allora si parte per scoprire il Cadore e l'Alta Fusteria. Benvenuti sulle Dolomiti! Prima tappa del nostro tour sono le famosissime 3 cime di Lavaredo, che raggiungiamo dopo una ricca colazione nella nostra pasticceria preferita. La strada ci offre dei panorami spettacolari e ci fa attraversare anche il lago di Misurina. E poi arriviamo qui. Quello dietro di me è il lago Nantorno, anche se non si direbbe perché è completamente ricoperto di neve. E adesso stiamo aspettando il nostro turno perché saliremo sulle 3 cime con la motoslitta. Prenotiamo qui la nostra escursione e attendiamo il nostro turno. Ecco il nostro mezzo che sta arrivando a prenderci e poi si parte. Il viaggio durerà circa un quarto d'ora e avrete la possibilità di ammirare panorami mozzafiato sfrecciando tra metri di neve e boschi innevati. E una volta all'arrivo ci viene fornito uno slittino a testa. Quindi ci prendiamo il tempo per ammirare il panorama dal rifugio Ronzo e poi si scende. La discesa è adatta a tutti, quindi si tratta di un'attività che potete svolgere tranquillamente insieme a tutta la famiglia. E il percorso è lungo ben 5 km di pura adrenalina. La fine della pista è facilmente individuabile, infatti troviamo la malga Rimbianco. E da qui ci aspetta una suggestiva passeggiata nel bosco fino al parcheggio. A questo punto riprendiamo la macchina e ci dirigiamo verso il vicino lago di Misurina, che in inverno si presenta totalmente innevato e anzi ci si può addirittura camminare sopra. E dopo un meritato pranzetto ci rimettiamo in macchina per raggiungere la seconda tappa, ovvero la città di Dobiacco, dove alloggeremo questa notte. Lasciamo quindi le valigie in albergo e poi usciamo e andiamo in centro alla scoperta dei mercatini di Natale. Noi abbiamo avuto la fortuna di trovarli ancora aperti, ma in ogni stagione il centro storico è davvero imperdibile. E dopo questa serata andiamo a riposare per prepararci alla seconda giornata, che sarà dedicata a uno ski tour. Buongiorno ragazzi, oggi siamo venuti fino a Sesto e andremo a sciare. Si parte da Rodersa. Ci troviamo sul comprensorio delle 3 cime e questo, oltre a essere uno degli angoli più suggestivi di tutta la valle, è anche un ottimo punto di partenza per un tour sci ai piedi. Da Crodarossa, grazie a una serie di piste lunghe e divertenti, possiamo infatti raggiungere il Monte Elmo, che ci regala un panorama incredibile. Eccoci ragazzi, siamo finalmente arrivati in cima al Monte Elmo, quindi praticamente dalla parte opposta, in zona Bresciaco, e adesso vi faccio vedere perché qui c'è un panorama stupendo. Oltre ad avere panorami unici, questo comprensorio è molto vasto. Infatti offre ben 100 km di piste di tutti i livelli, dalle più semplici a quelle per esperti, e se siete alla ricerca di esperienze adrenaliniche allora non potrete perdervi la pista nera più ripida dell'Alto Adige, a Moso. E a proposito di Moso ho un'altra chicca per voi. Siamo tornati a Crodarossa e questo è il momento perfetto per farvi vedere le renne. Ebbene sì, a Sesto potrete incontrare delle vere renne. Vi basterà scendere dalla cabinovia e prendere questa passerella alla vostra sinistra. Ed eccole qui, magari non aspettate fino al tramonto, cercate di andare prima e ne vedrete parecchie. Dopo un'intera giornata sugli sci rientriamo a Dobiacco e ci rilassiamo davanti a un aperitivo in questo bar davvero molto carino che abbiamo trovato in centro. E iniziamo a studiare per la nuova escursione che ci aspetta domani. Naturalmente sempre sulla neve. Buongiorno ragazzi, terzo giorno qui sulle Dolomiti e ci stiamo preparando per una nuova escursione e non saremo sugli sci. Quindi ci mettiamo in macchina e questa volta cambiamo valle per andare in zona Cortina d'Ampezzo, dove ci aspettano le 5 Torri. Il punto di partenza dell'escursione è proprio la seggiovia 5 Torri, ma prima di salire noleggiamo le ciaspole che ci accompagneranno in un sentiero molto particolare. Per questione di comodità per la salita optiamo per la seggiovia e quindi ci troviamo subito di fronte a questo spettacolo della natura. E dopo una pausa al rifugio iniziamo la nostra ciaspolata tutta in discesa. Il sentiero CAI da seguire è il 425 che ci porta in direzione Rifugio 5 Torri.
Dopo questa discesa zigzag con tratti abbastanza stretti ci immergiamo nel bosco fino a raggiungere la base della seggiovia e quindi il nostro parcheggio. Il sentiero è davvero molto suggestivo e vi offre bellissimi panorami, ma mi raccomando portate ciaspole o ramponcini perché c'è ghiaccio. E a proposito di ghiaccio e scivolate, che ne dite di una bella slittata notturna? È possibile farlo ogni martedì e venerdì sera a San Candido e precisamente sul Monte Baranci. Lo ski passerale comprende anche il noleggio dello slittino e di una torcia da casco perché, come vedrete, la pista è completamente al buio. Il percorso è lungo ben 3 km ed è un'esperienza davvero da non perdere. Vi assicuro che non ve ne pentirete. Altra meta da mettere in lista per la vostra prossima vacanza sulle Dolomiti è sicuramente una visita alla cittadina di Cortina d'Ampezzo. Noi abbiamo approfittato di questa nevicata per poter ammirare il centro storico e tutti i suoi negozi e le decorazioni, visto che eravamo ancora in periodo natalizio. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like e iscriviti al canale per scoprire nuove destinazioni di viaggio.